Amici viaggiatori, ben trovati in un appuntamento con Viaggiando e Viaggiando. Inizio subito augurando buon anno a tutti quanti voi, anche in questo inizio 2013, per scoprire i luoghi più belli vicini a casa nostra. In questa puntata manteniamo una promessa. Qualche mese fa abbiamo scoperto assieme con 2 puntate in anteprima assoluta 2 gioielli della città che ci sta ospitando in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi: Vicenza, Palazzo Chiericati e il Tempio di Santa Corona. Era un po' ancora un cantiere aperto, avevamo promesso appena sarà aperto, allestito e realizzato il tutto, torneremo e naturalmente con una puntata particolare vi proponiamo e vogliamo proporvi nello specifico in questo appuntamento quello che è i lavori ultimati, come si suol dire. Quindi di tutto questo parleremo in questa puntata subito dopo la sigla. Come abbiamo detto prima della sigla, questa è una puntata particolare. Vogliamo mantenere una promessa. Qualche mese fa, grazie al Comune di Vicenza e al direttore dei musei civici, la dottoressa Avagnina, abbiamo avuto un bellissimo regalo, un'anteprima. Abbiamo visto il Palazzo Chiericati in fase di allestimento per questa mostra che sta ospitando. Era un po' un cantiere aperto, avevamo promesso, adesso facciamo un'anteprima, vogliamo proporre ai nostri telespettatori quella che sarà la mostra. Adesso siamo venuti proprio con la mostra allestita, che tra l'altro sta avendo un grandissimo successo. Sì, la mostra dal 3 di ottobre è una realtà. Abbiamo corso molto, abbiamo avuto qualche timore di non farcela, in realtà poi la mostra è allestita, è in piedi, noi siamo aperti e, come dice lei, molto visitati. Non quanto la Basilica Palladiana naturalmente, però è un pubblico che mostra di gradire quello che viene da noi, che mostra di gradire molto, ci lascia degli commenti molto positivi, si sente evidentemente a casa e l'allestimento soprattutto nei seminterrati così è altamente suggestivo per le luci, però anche questa sezione dedicata a Neri Pozza in cui ci troviamo va diretta al cuore, direi, soprattutto dei vicentini che ritrovano qui un pezzo della loro storia. È fondamentale e l'abbiamo già fatto più volte, perché naturalmente noi siamo venuti in parecchie occasioni qui a Palazzo Chiericati. 2 battute per ricordare ai nostri telespettatori cos'è Palazzo Chiericati. Palazzo Chiericati è uno dei più bei palazzi del Cinquecento, direi. Renato Cevesi, un personaggio importante nella storia di Vicenza, lo definiva il palazzo con le ali. Un palazzo, cioè, che proprio per il suo affaccio diretto su un ambiente aperto, permeato di luce, è un diaframma e a sua volta un lungo diaframma architettonico che si apre su questo spazio della città, ai limiti della città. È quasi una sorta di villa urbana. È appartenuto ed è stato voluto da una famiglia, alla famiglia Chiericati, una famiglia equestre molto importante, aristocratica di Vicenza. È uno dei primi palazzi che Palladio costruisce in città, e il committente Girolamo Chiericati aveva avuto modo di conoscere Palladio quando sovrintendeva alle logge alla fabbrica della Basilica, e aveva affidato insieme ad altri 2 personaggi vicentini a Palladio il compito di realizzare le logge che circondano il palazzo il quattrocentesco Palazzo della Ragione. Ecco. Parliamo un attimo di questa mostra, vediamo questi busti, queste teste, regnano protagonisti in questa sala.
Sì, la mostra complessivamente è una mostra incentrata sui ritratti, e quindi anche questa sezione dedicata nel Ripozza nel centenario, nella ricorrenza del centenario della nascita, e che occupa ben 3 sale, è tutta incentrata sui ritratti. Che provengono proprio dalle sue sculture, noi ne conserviamo più di 40, e dalle sue incisioni, e in questo caso sono ritratti di città, e ci servono proprio per collegarci con i ritratti di città cinquecenteschi che aprono la mostra, e di questi noi ne possediamo, di queste incisioni ne possediamo più di 150. E poi ci sono anche opere della sua collezione d'arte, sua e della moglie Lea Quaretti, e tra le opere di questa collezione abbiamo scelto sempre sul tema del ritratto le opere più significative. Direttore, è veramente uno spettacolo. Io sono sceso qui in questo ed era già molto suggestivo, anche se era un cantiere qualche mese fa. Arrivare adesso e vedere questo salone, queste sale allestite, manca il fiato. E penso che sia la cosa più bella per quando si fa un allestimento e un restauro così importante. Sì, credo che appunto, e lo capiamo dai giudizi che leggiamo, dal viso di chi risale dopo questo tuffo nei seminterrati. Già i seminterrati sono luoghi carichi di storia, per certi aspetti magici, suggestivi, così. Poi certamente la luce che abbiamo pensato fin dall'inizio che dovesse essere l'elemento principe dell'allestimento. Come vedete, l'allestimento è veramente minimalista, i quadri emergono dalla parete, ecco, trattenuti abilmente, ma comunque senza nessuna aggiunta, e la luce è la vera protagonista, va a individuare le figure, le richiama dall'ombra, le porta verso lo spettatore. In questo modo ecco, i soggetti dei ritratti intessono un discorso con il riguardante, con il visitatore, ed è quello che noi desideravamo, cioè una cosa colloquiale, così che permette un contatto con le cose che il visitatore vede e lo invita alla lettura. Prima abbiamo visto la sezione dedicata a Neri Pozza, invece che tipo di ritratti si possono vedere? Beh, dal 500 al 900, d'altra parte questo rispecchia il titolo della mostra, 5 secoli di volti, storia e immagine di una città attraverso i suoi personaggi, e così abbiamo cercato di far corrispondere fin dove possibile l'epoca degli ambienti con i quadri che in essa vengono esposti. Per esempio la parte strettamente cinquecentesca del palazzo, quella che Palladio costruisce e fa decorare ai piani alti, è tutta allestita con quadri del Cinquecento, personaggi delle famiglie amiche dei chiericati, personaggi illustri di Vicenza del periodo. Poi qui dove comincia il completamento seicentesco del palazzo. Qui ci sono quadri del 600, poi del 700, poi c'è anche una sezione dedicata all'800, così che richiama molti ricordi proprio nei vicentini, che sentono un passato non recentissimo, ma comunque ancora che si può richiamare alla memoria attraverso ricordi di famiglia, attraverso letture, e che suscita molto interesse, proprio è avvincente per i vicentini. Una curiosità, quali sono state i giudizi, i pareri che hanno dato i vicentini quando hanno scoperto un altro angolo, una parte nascosta e segreta fino a pochi mesi fa, le cantine appunto con questo nuovo restauro portate, l'abbiamo già detto prima, magnificamente alla ribalta? Sentimenti molto belli, quelli di orgoglio di appartenere a questa città, sentimenti di gratitudine verso l'amministrazione che ha permesso tutto questo, e chi anche poi lo ha permesso economicamente, in questo caso la fondazione, e poi anche un senso di finalmente si fa qualche cosa, finalmente è stato fatto qualche cosa di positivo. Addirittura c'è chi ha paragonato questo risveglio della città al risveglio della bella addormentata al bacio del principe, insomma ce l'hanno proprio scritto, e quindi con la favola hanno
così metaforicamente all'uso a questa riscoperta, a questa stagione di novità che la città vive, non solo grazie a quello che c'è qui a Palazzo Chiericati, ma a quello che viene di riflesso dall'evento della Basilica e poi si propaga per tutta la città. Santa Corona riaperto dopo il restauro, Palladio Museum, Palazzo Thiene aperto dalla Banca Popolare di Vicenza, insomma tutta una serie di appuntamenti importanti che rendono per il turista la visita in città particolarmente densa e appagante. Vicenza, città bellissima, ci scrivono. E città piena d'arte, con un autunno e un inverno veramente nel segno dell'arte. Siamo arrivati alla fine. Io ci tenevo veramente a tornare a proporre ai nostri telespettatori Palazzo Chiericati come si presenta adesso, che non fosse un cantiere, però io ci tenevo anche prima perché comunque è stata una bellissima anteprima. Possiamo dire una scommessa vinta quest'autunno? Beh, per questa parte qui forse lo possiamo dire. Certo c'è ancora una parte da completare, sono i saloni del piano nobile che speriamo di onorare nella primavera prossima. Primavera, proprio siamo così imminenti ancora i lavori. La primavera va fino a giugno. Allora, complimenti, grazie ancora, e per noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria, ci vediamo tra pochissimi istanti. Seconda parte di Viaggiando Viaggiando, vi ricordo, questa è una puntata un po' particolare, stiamo mantenendo una promessa che abbiamo fatto proprio con voi telespettatori. 2 erano i gioielli che abbiamo visto in anteprima, ma dove c'erano i cantieri ancora aperti. Uno l'abbiamo proposto nella prima parte a Palazzo Chiericati, l'altro è il Tempio di Santa Corona e andiamo a vedere come sono chiusi e ultimati i lavori. Piacere di ritrovare l'architetto De Munari che ci aveva fatto la guida qualche mese fa quando siamo venuti in visita al Tempio di Santa Corona. Anche qui una bella scommessa, sembrava pochi giorni dall'apertura e dall'inaugurazione e c'era ancora un cantiere aperto, grandi lavori, finalmente il Tempio di Santa Corona è ritornato alla città. È vero, è stata una corsa contro il tempo, però alla fine apparentemente il cantiere sembra essere ancora indietro, lontanissimo dalla conclusione, ed ecco all'improvviso i lavori precipitano e arriviamo fino all'apertura in tempo, insomma, dopo 3 anni di intensi lavori. Qui siamo dove c'è l'altare maggiore, un'opera veramente che solo a guardarla è uno spettacolo. È un'opera della seconda metà del Seicento e commissionata ad una famiglia di artigiani fiorentini. Infatti è una tipica lavorazione del centro Italia, con l'inserzione di pietre preziose o marmi antichi e di particolare e straordinaria colorazione, accostati, tagliati e pensati per comporre a mosaico delle scene tratte dal Vangelo, dall'Antico Testamento, e possiamo vedere proprio lì al centro che è una delle immagini migliori di tutto l'altare, prodotto dalla famiglia Corberelli, ed è questa ultima cena dove potete vedere che anche i
i vestiti degli apostoli e del Cristo sembrano avere delle ombre, perché la scelta era così accurata, così attenta, che per somigliare al vero, che portava a questo straordinario risultato. Naturalmente anche questa zona della chiesa è stata soggetta a restauro. Sì, questa che noi chiamiamo presbiterio, abside, in verità è la cosiddetta cappella maggiore ed era offerta dalla famiglia Sesso di Vicenza, una delle più importanti famiglie vicentine. Non per niente nel tempio principale riescono a ottenere la possibilità di farne la cappella principale. Proprio lì davanti ci sono ancora le sepolture, sono tra le pochissime lastre tombali presenti in chiesa nel loro luogo originario. Alle nostre spalle la Pala del Bellini. La Pala del Bellini è l'elemento principale pittorico presente all'interno della chiesa di Santa Corona. Può essere considerata un'opera per la quale vale la pena di fare una digressione a Vicenza per poterla ammirare adesso che è ritornata all'interno del Tempio. È una pala perché è dipinta su una struttura di legno piuttosto pesante, tale che anche l'opera è di difficile spostamento, ed è ritornata proprio con una struttura apposita per poter essere ricollocata in situ, per poterla non dico maneggiare perché sembra poca delicatezza, però per poterla riposizionare correttamente all'interno. È un'opera dei primi anni del Cinquecento. È un'offerta della famiglia Garzadori, che non solo ha costruito questo altare piuttosto fastoso, ma ha anche riuscita a essere committente di uno dei più importanti artisti dell'epoca, Giovanni Bellini. Architetto, sbaglio ed è rappresentato il battesimo di Cristo? È proprio il battesimo di Cristo, e sulla destra c'è il Giovanni Battista su una pietra, e al centro c'è questa figura di Cristo con questo sguardo e questo viso assolutamente già trasfigurato, perché è proprio il momento in cui assume il carattere divino, con questo sguardo perfetto, quasi apollineo. Architetto, possiamo dire che in questo tempio ci sono molti, ma molti gioielli? Sì, siamo di fronte a quello che viene considerato il secondo gioiello qui a Santa Corona, ed è l'Adorazione dei Magi di Veronese. L'opera è un notturno. Si vede il tentativo proprio di creare l'effetto della notte, però utilizzando come le nuvole per dare il tono scuro del cielo. È un'Adorazione dei Magi, è un'opera che è di poco successiva al Giovanni Bellini, che è l'opera principale, principe di questa chiesa, però questa è una delle cose preferite, delle opere preferite viste dai turisti in questa chiesa. Tra l'altro è stato rifatto anche completamente tutto l'impianto di illuminazione per rendere ancora più bella la fruizione di queste opere d'arte. Il sistema di illuminazione è stato proprio pensato per valorizzare queste opere, addirittura è preferibile quasi all'illuminazione naturale in questa chiesa, per questioni semplicemente di riflessi. Adesso l'opera del Veronese è in collocazione provvisoria, come vedete su questo altare non si inserisce minimamente, prestissimo ritornerà nella sua collocazione originale, che è in una cappella all'opposto della chiesa.
sembrava doveroso ritornare, visto che quando eravamo venuti l'altra volta le pale, le opere d'arte dovevano essere ancora ricollocate, anche se mancavano proprio pochissimi giorni, quindi complimenti per essere riusciti comunque a rispettare completamente i tempi. Vogliamo parlare di quest'ultima opera che abbiamo alle nostre spalle? Quest'opera di Montagna rappresenta la Madonna. E anche quest'opera, pur essendo quasi coeva con la Pala del Bellini, presenta però delle atmosfere un po' più rigide, meno moderne, e Montagna è un artista vicentino però, per cui ha una particolare importanza, specie perché è inserito in questo altare che veramente invece io trovo veramente molto bello, è della famiglia Porto. E la famiglia Porto è famosa per Luigi da Porto, l'inventore della novella di Giulietta Romeo. E questa curiosità porta spesso turisti inglesi a visitare e fermarsi su questo altare, nonostante non contenga l'opera migliore, diciamo, paradossalmente. Beh, diciamo che comunque è una chiesa che comunque ha veramente tanti di quei gioielli, l'abbiamo visto quando siamo venuti in anteprima qualche mese fa. Come abbiamo detto, avevamo fatto una promessa ai nostri telespettatori di ritornare per vederla completata e ultimata e nel suo splendore, per appunto quando siamo arrivati era ancora, appunto, abbiamo avuto un'anteprima ma era ancora un cantiere aperto, come si suol dire. Vogliamo ricordare gli orari d'apertura per visitare questi gioielli? Il lunedì la chiesa rimane chiusa. L'orario è dalle 9 a mezzogiorno e dalle 15 alle 18. Quindi dal martedì alla domenica, escluso lunedì. Comunque voglio ricordarvi che è sempre a disposizione tutti gli uffici IAT della provincia di Vicenza per avere qualsiasi tipo di informazioni su qualsiasi meta da visitare e frequentare in città e naturalmente in provincia. Io le faccio ancora i complimenti per lo splendido lavoro che avete fatto, vi ringrazio per averci dato l'opportunità di vedere anche questa chiesa completata. Vogliamo ricordare che qui presumibilmente dovrebbe esserci le reliquie di Palladio, l'avevamo detto l'altra volta. Sì, la sepoltura del Palladio. C'è la possibilità di avere l'informazione di vedere anche quella che è la lapide della tomba della famiglia del Palladio. Le ossa presumibili appunto sono però al cimitero. Un luogo palladiano è anche questo. Assolutamente, una città veramente tutta da scoprire, un tempio veramente da visitare, e con questo abbiamo mantenuto la promessa. Ci sembrava giusto iniziare questo 2013 rispettando una promessa che avevamo fatto a voi telespettatori qualche mese fa. Grazie ancora architetto, grazie a tutti voi, buon anno e buon 2013 a tutti quanti. L'appuntamento con noi è fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete, e come di consueto viaggiate assieme a noi.